Scatman's World. Bella raga, tutti del comandante veneziano. Allora Fioi, siamo in Bahrain e siamo secondi. Proprio la pole position non arriva, è una maledizione. Fioi la pole. Se sono in pole mi ritiro, o se no arrivo secondo. Pazzesco, non riesco a migliorare la statistica delle pole. Ragazzi, la macchina c'è, dopo 2 aggiornamenti siamo terzi. Con la scuderia. Però siamo veramente una bella macchina. Dobbiamo sfruttare queste gare che sono favorevoli, soprattutto il Bahrain, che è una delle mie gare preferite. Non tanto nella realtà, ma in quanto nel gioco. Raga, per questo chiaramente sole e devi partire subito. Vai raga, McLaren ancora in pole. E si parte, Gran Premio del Bahrain. Obiettivo 2 vittorie consecutive, partire alla grande nel mondiale. Sfruttiamo il momento magico e le gare favorevoli. Eccoci qua, molto bene, ha fatto una grandissima qualifica. Faccio sempre 2 giri, ricordo come vanno. Stavolta sono andati bene, ma niente, la pole non vuole arrivare purtroppo. L'ultima pole forse a Monza, non mi ricordo neanche. Guarda, è proprio una gara che potrei vincere, cioè posso vincere a mani basse. Ragazzuoli, dai. Mamma mia. Button comunque là, ragazzi. Adesso non c'è anche l'aggiornamento delle gomme. Porca puttana. Si consumano prestino qua in Bahrain. Adesso vediamo, ragazzi, perché con la nuova patch hanno messo a posto l'usura gomme, quindi forse adesso è più reale nei vari circuiti. In Bahrain di certo il consumo non è basso, anzi. Anche abbiamo un gran passo in Bahrain, io vi avverto, possiamo fare bene. Primo girato per il campione del mondo Kume. Ripeto, non sarà sempre così, ragazzi, io avverto, non sarà un mondiale semplice. A parte che questa gara siamo solo al secondo giro, non abbiamo ancora fatto un cazzo. Però in ogni caso non sarà sempre così. Non abituatevi a vittorie in tutte le gare, perché non sarà certamente così. Riesco anche a parlare, Fioi. Formula 1 diventa dopo ancora più dislessico a livelli obesi proprio. Molto good. 8, mamma mia, lunghissimo. Bruttissimo errore qua, veramente brutto. No, le gomme sono già veramente in condizioni schifose, Stiamo andando veramente a bomba, Sono molto soddisfatto in questo tramonto nel deserto. Ottimo Kume, very compliment Kume, very compliment. E il vantaggio è buono, Siamo entrati nel terzo giro, da adesso il DRS è disponibile. Stiamo pensando di cambiare strategia. Vuoi provare un'alternativa o preferisci attenerti al piano A? Vediamo. Mantieni strategia attuale. Nessuno va ai box per il momento. Button secondo, però per fortuna si è ritirato la prima gara, quindi ha già perso tanti punti. In un mondiale tutti almeno una volta si ritirano, però Hamilton sta arrivando comunque. Sicuramente Hamilton è sempre l'uomo che mi fa più paura comunque. Vettel non si vede ancora purtroppo. Mamma mia, il campionato costruttori sarà impossibile da vincere. Devo sviluppare la macchina al massimo.
Sta cominciando questo mondiale in maniera splendida. Stiamo girando bene, stiamo girando molto bene. Manca da tanto una vittoria in solitaria. Da Monza, sempre da tutto da Monza, raga. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme morbide, quindi il Va distacco dal bene. tuo compagno è 5,7 secondi. Molto bene. Siamo già al 52%, mamma mia. Queste gomme si usano come il burro, cazzo. Stiamo prendendo un buon vantaggio e la cosa mi piace. Spostare una miscela più magra. Con questi settaggi non riusciremo a completare il percorso. Va bene. Cazzo. Meno 0,44. Piccolo vaneggio come indiano. Avevo letto di più, avevo letto 0,45, invece era meno bene. Un buon cume, signori. Non riesce neanche a leggere i due numeretti del carburante. La cosa mi piace. Porca miseria, ma come ho fatto a leggere? Vabbè. Possiamo recuperare comunque, ragazzi. Cioè, abbiamo dato via veramente tantissimo, forse anche quello mi sono preso un bel vantaggio, perché comunque ho messo la miscela grassa per più giri, convinto di essere qua 0,45. Incredibile. Il come non si smentisce mai con i vaneggi, però. 4 secondi su Button. Adesso piano piano recuperiamo. E se poi c'è bisogno mettiamo la miscela magra. Anche i box. Piano piano ogni curva recuperiamo un po' di benzina. Con le gomme siamo messi male però, Speriamo sia così anche per gli altri, perché sennò sono cazzi. Quanto recuperato di benza. Buono, buono, siamo già a meno 28. Ok. Sì, lo so. Ancora. Vediamo come siamo messi. 72. Dobbiamo fare la sosta, raga. Non voglio rischiare, chiaramente. No, Hamilton tanto supera Button. Vai di sostona. Nessuno va ai box purtroppo. Ai ai ai. Vettel va. Incredibile. Le Ferrari sono quelle che si usurano di più. Molto bene. La cosa non mi piace molto. Ancora 2 soste a disposizione, 2 soste. Ok. Veramente non possiamo mettere miscela grassa adesso. Siamo 15esimi. Siamo ancora a meno 22, ragazzi. Per una piccola svista come indiana. E ci sono in mezzo anche al traffico. Non è stata proprio una sosta perfetta a livello di tempistica, ma non volevo rischiare la foratura. Ce l'era finita, chiaramente. Molto bene. Buon sorpasso.
Devo togliermi dalle balle il prima possibile, ragazzi, questi qua, perché sennò sono dolori. Meritava un vantaggio, scusate, di 4 secondi, però... Oddio. Singhiozzo mentre registro, che bello. Quanto sto perdendo? No, non siamo neanche toccati, non rompere i maroni. Superiamo anche Verlaine. Ok, altro gran sorpasso. Qualcuno va ai box, noi siamo qua. Belli carichi. Massi è appena rientrato ai box. Ripeto, Massa Pippo ai box, guadagni una posizione. Anche qua traiettoria non proprio meravigliosa. Buono, buono, però stiamo girando bene. Al 100% quasi, insomma. Torniamo primi alla fine delle soste, salvi imprevisti. Ah, questa presa male, la fretta del Cume di voler superare subito le monoposto non paga. Meno 0,3, buono, buono, stiamo tornando col carburante a pieno regime. Questo è un gran sorpasso, eh. Buono, siamo già ottavi. In Bahrain ho un passo buonissimo. Se cambia qualcosa ti avvisiamo. Sì, non piove in Bahrain, tranquillo. Tranquillo che in Bahrain non piove. Altro erroretto. Faccio piccoli errori che mi danno molto fastidio, però. Il sole sta tramontando ormai. Altre vetture ai box. Vai, giro record. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo. Stiamo girando veramente da urlo, per i nostri standard. Adesso mancano 2 vetture e torniamo in testa alla corsa. Chiaramente anche qua non voglio la safety car perché non mi conviene, poi nei duelli agli ultimi giri di solito sempre le gomme più usurate rispetto agli avversari, vedi Melbourne. Ma sarebbe troppo importante immagazzinare 50 punticini. Attenzione, yellow flag da qualche parte. Qualcuno ha problemi. Adesso no, adesso di nuovo verde. Ok, con la benzina siamo tornati in positivo e questo mi piace. Adesso teoricamente c'è la sosta, spero, perché comunque lui ha addirittura le medie. Ok. Raga, sosta ai box, siamo primi ai 10 secondi, veramente una gara iper dominata fino a questo momento. Stiamo andando alla grandissima. Sono molto molto soddisfatto. Ma ripeto, non sarà sempre così, non sarà un mondiale facile neanche questo, lo sapete. Difficilmente il Cume vince, insomma, un mondiale tranquillo con 2 o 3 gare di anticipo. Può capitare, ma Hamilton è appena passato in prima posizione. anche il Bahrain è una gara proprio che ormai so che è tra le più favorevoli. So la macchina buona, difficilmente sbaglio. Certo, una safety car può rimettere tutto in gioco, quello sì, ragazzi, chiaramente. Però mi sembra comunque quel passo per superare in ogni caso. Salvo avere le gomme, insomma, messe male, o un mio errore, perché è chiaro che l'errore commediale è sempre dietro l'angolo.
Lo sappiamo. Occhio, mamma mia. Il primo giro con le gomme nuove è sempre difficoltoso per il comandone. Con Kuma veramente in forma, che vuole proprio dimostrare che è lui il campione del mondo. I primi non vanno ai box, chiaramente neanche Rosberg, che addirittura alle medie, quindi farà uno stint lunghissimo. Il distacco dalla prima è 8,4 secondi. E come i giri sono a più 1,39, non vado a sforzare di più col motore in questo momento, francamente non ne ho proprio bisogno. Se noi guidiamo bene, facciamo il nostro, vinciamo, Fiori. Oh, c'ho Kuma qua, non fa sti errori, mamma mia. Ok, il distacco da quella dietro è 6,6 No, ste secondi. robe, madonna. Sono un po' deconcentrato, nel senso che sono troppo tranquillo. So di avere in mano la gara. Tanto qualcuno va ai box. Il secondo anno in Ferrari. Vittoria del primo anno, ragazzi. Hamilton conduce la gara. Mi fa piacere, se io mi supero Rosbiff. Ciao Rosbiff. Mamma mia, aggressivo Rosbiff. Tanto vai box Jenson. Ragazzi, virtual safety car, Vettel ritirato. Ritiro per Seb. Che stai andando troppo veloce. Rallenta. Incredibile ritiro di Seb, incredibile Ferrari. Però ragazzi, io ho una piccola paura, nel senso, tutti gli altri hanno finito le soste. Io ne ho ancora una, ragazzi. Non ce la faccio assolutamente fino alla fine. Attenzione, escono anche la penalità, Ocio. Quindi in realtà la mia strategia aggressiva è buona, però loro sono di tutti con le medie, i big. Sapete che la gara non è ancora vinta proprio per niente? Sebastian si è ritirato dalla gara a causa di un guasto al motore. Bene. Mi fa molto piacere. Possiamo andare? La virtual safety car sta per finire. Tieni il ritmo fino alla bandiera verde. Ok. Il regime di virtual safety car sta per terminare. Attendi la bandiera verde. Alcune informazioni su Magnussen. Sta rallentando. A quanto pare ha qualche problema con la vettura. Madonna che erroraccio. Mamma mia, la gara non è finita, assolutamente. Ho 19 secondi da Hamilton. Devo ottenere un po' di carburante, devo mettere le super soft. Un altro ritiro intanto, altro ritiro. Bottas fuori, anche Valtteri. Anche Valtteri fuori. In un brutto punto anche. Strategia alternativa a disposizione. Vuoi attenerti al piano stabilito o vuoi provare a cambiare? Anche Valtteri fuori. Già rimossa la vettura di Valtteri. Mamma mia che casino, ragazzi. E noi non abbiamo ancora vinto niente. Mi sembrava troppo bello per essere vera una gara dominata, e invece no, c'è sempre l'errore. L'errore è la strategia più aggressiva. Non pensavo onestamente. Il distacco da quella dietro Tutti con le medie. 10,2 secondi. Io, come sapete, non amo molto la mescola più dura. Mi trovo anche male a guidare. Probabilmente sarebbe stato un errore metterla dura, perché sicuramente ho un passo di merda con quelle gomme. Adesso devo solo capire quando andare, però. Siamo già al 40%, non tengo assolutamente.
Non stiamo neanche guidando al top adesso, eh. E chiaramente il mio top per i miei standard, ragazzi, lo dico sempre che... 5 secondi ho perso da Gigi, attenzione. Ho perso 5 secondi da Gigi. Le super soft possono durare 5 giri, 6 massimo, mi sembra. Al prossimo devo andare, cazzo, mamma mia. Non ci voleva proprio questa. Mamma mia, Hamilton comincia a girare alla grande. Gigi vuole tornare in corsa e può tornare tranquillamente. Purtroppo. Adesso la gara è veramente dura. 15 secondi, ma io la sosta la devo fare per forza perché in realtà 46%. E se dopo vado ho poco tempo per recuperare, quello è il problema. Il problema è che posso anche mettere che però arrivo che sono distrutto con le gomme a 2 giri dalla fine. Posso perdere 10 secondi in mezzo giro anche. E dopo non ho tempo di recuperare. Vado non a questo, vado al prossimo. Oh, speriamo bene, ragazzi. Spero di non far cagate. Continuo a perdere e siamo già al 50%. Lui mi dà la sosta al 28esimo giro. Prossimo giro va dei box, ragazzi, preghiamo. Però rischiamo tanto, Perdo un altro secondo. Me la voglio giocare recuperando il primo posto. Voglio fare il sorpasso in pista. Perché ripeto, se arrivo all'80% rischio la foratura e non posso permettermi un simile rischio. Piuttosto prendo il secondo posto. Speriamo bene, speriamo veramente bene. Ho recuperato qualcosa da Hamilton. Dopo certo devo tirare come un maledetto, io ve lo dico. La gara non è finita, ragazzi. E c'è da dire che dopo Hamilton anche il crollo, anche lui comunque avrà un'usura. Siamo già al 60, facciamo il 5%, sì. Arriviamo all'ultimo giro e mezzo con il rischio di foratura elevatissimo. Bandiere gialle ancora intanto. Yellow flag. Qualcuno è uscito di pista. Ok, sostone ai box. E adesso sarà dura, raga. 13 secondi, Hamilton ci supera anche Rosberg. Vai. Adesso mi aspettano 4 giri da incubo. Quarto addirittura, vado fuori dal podio. Ok. E adesso vediamo quanto vale il campione del mondo Kuma. Qua si decide tanto, Fury. Miscela grassotta. E adesso si spinge a cannone. Comunque Button, forse quello che è uscito Button, è abbastanza sfortunato in questo inizio di mondiale. No, sti errori. Kuma, non puoi sbagliare niente adesso. Mamma mia, che ha tutta la pressione dalla mia, però. Veramente un rischio questa strategia. Però ho le gomme nuove rispetto agli avversari, addirittura la mescola migliore. Vai Kuma, non puoi fallire.
Secondo me ha fatto la scelta giusta di strategia, speriamo bene. Solo la pista ci può dare le risposte. I problemi non sono tanto il secondo, il terzo e il secondo, ma quanto il primo. Non sto recuperando come speravo, ragazzi. Mamma mia, mi sto cagando addosso. Mentre loro stanno battagliando. Mamma mia che battaglie. E questo è buono per me. Ok, che Hamilton è davanti. Cioè Hamilton ha comunque accumulato un buon vantaggio. Mancano solo pochi giri. Guarda che lotta, state anche attento qua, vi ho detto che nessuna gara è scontata, raga. Sembrava fatta invece. Lungo. E ci riprendiamo la seconda posizione. E adesso c'è Gigi, ma Gigi comunque ha un vantaggio. Gigi lo vedi. Non ci facciamo mica paura, Ai. Ho paura che il primo posto è andato, raga. 4 secondi. 4 secondi Hamilton, anche con la mescola più morbida non li recuperi, ho paura, Vediamo, dai, crediamoci però. Il come può tutto, signori. Abbiamo un rettilineo di svantaggio praticamente. Ottimo, hai registrato il nuovo miglior tempo. Speriamo nel crollo di Hamilton delle gomme. Speriamo nel crollo di Gigi. Mancano 3 laps. Però non vedo un recupero importante. Lungo. Mi sto nervosendo. Peccato, cazzo, potevamo fare 50 punti in 2 gare. Sono convinto comunque ancora di aver fatto la scelta giusta. Non avevo le possibilità. Schiavo la foratura all'ultimo giro e mezzo, secondo me. Hamilton è forte, Hamilton è fortissimo, non c'è niente da fare. Sto provando in tutti i modi, ragazzi, ma ho recuperato qualcosa, qualche decimo, ma troppo poco. Ho bisogno dell'errore di Gigi. Dai, ritirati Gigi, ritirati. Io sto anche anellando giri record, ma ne mancano solo 2 purtroppo. Niente da fare, raga, ci vuole un'impresa non disperata di più. Recuperiamo 4 decimi, troppo poco, raga, per pensare alla rimonta. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Stavolta la vince Gigi. Stavolta la vince Gigi, purtroppo. Hamilton ha fatto un gran passo nel secondo stint, è là che mi ha inculato Gigi. Però con la mescola più morbida potevo fare certamente meglio, secondo me. Merda, qua sbagliamo anche un po'. Inizia l'ultimo giro, siamo troppo in svantaggio.
Vabbè. È andata, raga. Sei all'ultimo giro. Prendiamo anche i lunghi. Ultime speranze, forse andate, anzi senza il forse. Secondo posto molto amaro, sinceramente, non come quello di Interlagos di 2 anni fa. Mamma mia, pensavo all'errore di Hamilton, per un attimo ci ho creduto, però ho perso tempo, No, 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 mamma mia. Meno male che il primo, diciamo, avvertimento. Su Nasr. Sembra che il problema sia stato risolto, sta riguadagnando velocità. Basta, basta, è andata. Ho cercato in tutti i modi, ma niente. Complimenti a Hamilton, strategia vincente. Arriva comunque un grande secondo posto, però butto via una vittoria onestamente importante. Quella la sosta in più mi ha fregato. Per quanto insomma sono secondo con una sosta in più, però il secondo posto è importante, ma in una gara così devo vincere. Speriamo di non pagare sti punti persi fine mondiale. Vince stavolta una gara che porta Gigi alla vittoria. Complimenti a Gigi. Per noi comunque un buon secondo posto, ma un po' di amaro c'è. Hai fatto davvero un ottimo lavoro e hai guidato al meglio. Devo cominciare a capire che ci sono anche le gomme più dure. Vaffanculo, Toto. Ecco i piloti che escono a prendere i trofei da portare a Brackley dopo un altro gran premio e ora vediamo Andiamo a vedere le classifiche. 43 punticini per il Cume, Hamilton 37. Inizia la sfida a Alonso, siamo tutti là comunque, sono solo 2 gare, però sarà una lotta a 4 tra Beh, dopo una gara del genere, Ferrari, McLaren e almeno una delle due Mercedes. molto pulita, può ritenersi soddisfatto. Costruttori siamo secondi. Raga, un saluto dal Cume, Veneziano. Ciao!